migliaia di persone che si smarriscono e noi restiamo talvolta rassegnati a dire peccato, quasi non sia una cosa che appartiene a noi, perché noi siamo popolo di Dio, siamo fratelli e ciò che capita a voi capita a me, ciò che capita a me capita a voi. E allora questa mattina dobbiamo sentirci vicini a Maurizio e dire: noi non condividiamo questa società disumana, noi vogliamo ribellarci, fare una ribellione di tipo morale, etico, così come l'ha fatta Gesù, che avevamo detto all'inizio è stato ucciso perché è venuto a portare non la freddezza della legge a cui erano legati gli scribi, i farisei e i potentati di quel tempo, è venuto a portare l'amore, il perdono, la vicinanza a tutti i deboli e i poveri del suo tempo, ha vissuto sempre fra gli inutili. Noi abbiamo una società invece che sostiene i grandi e i primi e abbandona gli ultimi. Fratelli, non occorre che io vi dica tante cose, siamo davanti a un massacro. Io non credo che dobbiamo restare indifferenti, io credo che sia un atto dovuto a Maurizio, ma a tanti altri nostri fratelli, a migliaia, che nel silenzio se ne vanno dalla porta di servizio, perché questo tipo di società mi uccide. Abbiamo ormai una realtà che non è democrazia, è oligarchia, decisione di pochi. Guardate che sono neanche 100 coloro che guidano l'economia evidentemente su tutto il mondo, miliardari sopra miliardari. E abbiamo una immensità di miliardi di nostri fratelli nella sofferenza e nella lotta, ma non solo in Africa, dentro le nostre fabbriche, dentro i nostri imprenditori, dentro le nostre piccole aziende che formano il tessuto collettivo di una società. E a tutti i livelli vediamo invece che c'è questa prepotenza del Dio denaro davanti al quale tutti si inginocchiano e noi stiamo diventando carne da macello per questa divinità che è un mostro. Allora un sacerdote cosa può dire davanti a queste parole che l'Antico Testamento attraverso Amos, 7 secoli prima di Cristo, e Gesù nella parola così forte in cui ci giudicherà la fine del mondo: ero malato, ero stanco, ero debole, avevo bisogno del tuo aiuto, dovevi sostenermi. E ci troviamo davanti a persone, per esempio, che per poche centinaia di euro gli portano via la casa, la mettono all'asta e vanno per la strada e buttano fuori Cristo, perché buttare fuori in strada una persona è buttare fuori Cristo sulla strada. E ci stanno rubando le domeniche per questo Moloch, per questo drago che deve portare economia, soldi, grande divinità in cui la nostra società si è impostata soprattutto nelle Americhe, in America del Nord e qui in Europa. Il Papa l'altro giorno diceva: ma ucraini, siete tutti cristiani, ma perché vi uccidete? Guardate che possiamo dire anche noi. America del Nord, Europa, siamo tutti cristiani, protestanti, ortodossi, cattolici, ma tutti ci appelliamo a Cristo, ma anche Cristo è che noi ci appelliamo. Se il Signore viene qui in mezzo a noi questa mattina e tutte le altre mattine in cui ci siamo trovati davanti alla sofferenza di un nostro fratello che per arrivare a quello, amando la famiglia, amando le sue figlie, amando il suo lavoro, si è dato da fare, pronto sempre a sorridere, a sostenere, ad essere un papà per gli altri.
uscire dalla porta di servizio invece che trovare una mano che lo aiutava, e la mano dovrebbe essere quella dello Stato, dovrebbe essere quella delle banche, che con la loro raffinata filosofia di gestione uccidono le persone, perché ti sorridono quando porti soldi, ma quando la tua azienda è in difficoltà, che dovrebbe trovare evidentemente l'aiuto di questa democrazia, che la chiamiamo democrazia ma non lo è più, ti mettono un'angoscia talmente tale per cui, come dicevo, sono pronti ad ucciderti, perché non è che si uccide chi si uccide, ma è si uccide chi lo induce a questa realtà, e soprattutto sono i più deboli, i più fragili, i più delicati, i più sensibili, coloro che non vogliono prendere sulla famiglia, che vogliono portarsi dentro di loro questa tragedia, e che invece dovremmo dire: alziamoci in piedi, fratelli, è il tempo della indignazione. Io credo che questa rivoluzione etica, di cui Cristo è stato il nostro maestro e il nostro Dio fatto carne, che ci ha insegnato Gandhi, che ci ha insegnato Martin Luther King, dobbiamo riprenderla anche qui nei nostri paesi, nella nostra Italia che amiamo, in questo nostro triennio in cui in poco tempo hanno chiuso 4.000 imprenditori, piccole aziende che creavano la fraternità del paese. E diventiamo degli zombie di una realtà che non neanche ci conosce e neanche siamo, e soltanto abbiamo un ticket e siamo degli anonimi e stiamo distruggendo il tessuto della gioia di essere uomini. Io credo che anche da questa sofferenza che Maurizio ci porta, che sarà sofferenza poi moltiplicata per 100 in coloro che restano, perché noi tutti sappiamo e vediamo come in tante famiglie la crisi sta portando una qualità di vita che si sta disgregando, smarrimenti di qualunque tipo, esaurimenti nervosi, incapacità di sorridere più neanche fra figli e genitori, un malessere che sta minando come l'AIDS, come l'Ebola, perché queste sono le malattie dell'Ebola, dello spirito, della fraternità, di cui dobbiamo aprire gli occhi e della quale tutti dobbiamo sentirci evidentemente impegnati ad affrontare e a mettere tutta l'energia, a creare una rete in cui poter vivere. Noi non vogliamo una società di questo genere, vogliamo che la vita sia vita, siamo pronti a lavorare, ma non morire perché le competizioni del denaro ci uccidono. Noi non crediamo che il denaro sia un Dio. Ecco, fratelli, allora vorrei che mentre preghiamo per Maurizio, che è nelle mani di Dio, ci impegniamo tutti. Io mi impegno per quel poco che sono capace. Ci sono tantissimi esperti nelle analisi bancarie, tantissimi esperti che vedono che la famiglia sta crollando perché i figli non vedono più i genitori. E io dico sempre, un papà che resta sul tappeto e si rotola col suo bambino la sera, ha preso 1 miliardo, perché poi quando diventeranno grandi non avrà più la gioia di poterli baciare e stare con loro, e andare via a fare una passeggiata, e andare a camminare sulla spiaggia, e andare a un bel film. Diciamoli tutti ormai prigionieri di questo mostro che si sta mangiando. Allora dobbiamo noi dire: Maurizio, il nome tuo, come il nome di tanti altri, ci impegneremo per una rete che deve nascere, per un orgoglio etico che stiamo perdendo a non essere rassegnati, perché la rassegnazione è l'inizio della morte. Fratello, che Cristo sia venuto, quel Cristo ucciso sulla croce a 33 anni dei poteri forti, come Maurizio dai poteri forti, ma che il terzo giorno è risorto dai morti, e noi dobbiamo fare in maniera di risorgere da questa morte che ci sta umiliando